Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questa domenica 24 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità. Abbiamo già diversi ospiti con noi, è collegato il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Qui in studio con me il sindaco di San Biagio di Callalta e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico della provincia di Treviso, Alberto Cappelletto. Ovviamente i temi sono tantissimi in questa estate che si riscopre elettorale, ma prima un rapidissimo aggiornamento di cronaca che ci porta in laguna a Venezia, per la precisione a Sant'Elena, dove ieri sera, poco dopo le 20, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo, ma ci racconta tutto da Venezia il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te, ai nostri telespettatori e ovviamente ai tuoi ospiti. Sì, apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia purtroppo tragica, nel senso che, come ricordavi giustamente tu da studio, ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno rinvenuto un corpo di un uomo senza vita. Molto probabilmente si tratta di Nicola Marcato, 32 anni, il giovane di Murano, di cui si erano perse le tracce da giovedì sera, quando il ragazzo molto conosciuto in isole a Venezia era uscito per andare a pescare. Sono state ore di angoscia per la sua famiglia perché non si avevano più notizie di Nicola. Era stato invece recuperato il suo barchino venerdì all'alba intorno alle 5 del mattino con alcune tracce evidenti di sangue e l'occorrente che il ragazzo aveva per andare a pescare. Da venerdì si sono succedute ore di angoscia e ricerche su tutta la laguna che hanno passato palmo a palmo la laguna, l'area della Celestia dove era stato ritrovato il barchino, fino appunto ieri sera quando è stato rinvenuto questo corpo senza vita nelle acque davanti a Sant'Elena, quindi ci troviamo non distante dal Lido e anche non troppo distanti dalla zona di San Marco. Il corpo era ormai privo di vita, sono stati fatti tutti i rilievi, tristi rilievi purtroppo del caso, e alcuni elementi porterebbero a lui, anche se manca ancora la conferma ufficiale. Comunque una notizia tragica. Quindi diciamo che quello che è emerso finora è che gli abiti corrispondono a quelli appunto indossati da Nicola Marcato nella serata di giovedì, ma per l'appunto, come dicevi bene tu Lorenzo, al momento non c'è la conferma ufficiale. Al momento non c'è la conferma ufficiale, anche se è attesa per la giornata di oggi, probabilmente ci sarà un riconoscimento e quindi avremo notizie più precise su questo. Comunque è una notizia tragica e triste purtroppo di questa domenica. Assolutamente Lorenzo, se avrai aggiornamenti noi siamo qui. Grazie a Lorenzo Maier, buona domenica e buon lavoro. Una domenica contrassegnata dal forte esodo, da un bollino rosso sulle strade del Veneto, sulle strade principali, da e verso la montagna, da e verso il mare, ma c'è anche il bollino rosso sul fronte delle temperature, con la Protezione Civile del Veneto che ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino a domani. Questi sono i numeri, questo anzi è il numero verde 853 55 35 realizzato dalla Regione con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo per tutte le segnalazioni e le informazioni di ambito socio-sanitario, soprattutto rivolto alle fasce più fragili, più deboli della popolazione in queste ore, dove si registrano temperature record un po' in tutto il Veneto, bollino rosso in particolare a Venezia. Lo avete già visto, il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Buongiorno di nuovo direttore. Io partirei proprio... buongiorno anche al sindaco, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore. Io partirei proprio da qui, partirei dal caldo intenso di questi giorni. Ne ha sentore nei pronto soccorso della Marca, e come vi state organizzando e come vi siete organizzati?
Sì, guardi, purtroppo questo caldo record, questo bollino rosso che è stato giustamente segnalato dall'ARPAV, anche per noi è negativo, nel senso che abbiamo un aumento di accessi del 30% legato proprio al caldo e alle alte temperature, e soprattutto persone anziane che si scompensano, cardiopatici, persone che hanno bronchite cronica ostruttiva e che a causa del caldo ovviamente ne risentono e arrivano al pronto soccorso in codice bianco, però vengono tenuti in OBI qualche ora, idratati e poi rimandati a domicilio, però questo comporta tempi lunghi di attesa anche qualche volta in pronto soccorso per l'eccessivo accesso al PS. Abbiamo circa da 25 a 40 casi al giorno in più rispetto all'anno 2019, non cito neanche il 2020 e il 2021 perché a causa del Covid le persone evitavano di venire in pronto soccorso, ma rispetto al 2019 avere 25-50 persone al giorno in più sono tante. E questo solo al Cafoncello o in tutti gli ospedali della Marca? No, devo dire in tutti gli ospedali della Marca, perché anche sul fronte da Oderzo per finire a Montebelluna abbiamo comunque un numero maggiore di accessi al pronto soccorso legati al caldo, e credo che questo sia importante per far capire alle persone che nelle ore più calde della giornata, quindi o usciamo alle 7-8 di mattina o usciamo dopo le ore 20, perché altrimenti la persona anziana ovviamente ne risente molto delle alte temperature, che sono poi anche legate molto all'umidità dell'aria. Ecco, questo è il fronte di questi giorni, di queste settimane. Ci sarebbe tanto da dire se non fosse che ci sono altri fronti che si sono aperti sempre in questo periodo. Questa è la settimana in cui il vaiolo delle scimmie è di fatto arrivato in provincia di Treviso. Eravamo rimasti, se non sbaglio, direttore, a 5 casi diagnosticati. Ci sono aggiornamenti da questo punto di vista? No, tra l'altro ieri sera l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito il vaiolo delle scimmie emergenza globale. Sì, guardi, l'OMS qualche volta resto anche basito, perché quando l'OMS sapeva che il Covid viaggiava in Cina si sono limitati a dire solo che bastava tamponare le persone che venivano da Wuhan, ma comunque per carità è vero, esiste, diciamo che usare il termine emergenza è esagerato, è chiaro che ha delle popolazioni a rischio, soprattutto i giovani che ovviamente non sono stati vaccinati per il vaiolo, però voglio dire, quando uno evita le promiscuità e fa dei rapporti protetti, io credo che effettivamente la cosa possa essere contenuta. Noi siamo fermi ancora a 5 casi, noi ci auguriamo che resti questo, ovviamente anche perché poi la popolazione è stata molto sensibilizzata, continueremo a farlo, anche i nostri operatori stanno molto più attenti, perché chiaramente qualsiasi tipo di forma pemphigoide, cioè di bolle piatte che trasudano, che sono valutate molto bene dai nostri operatori. E poi un'altra cosa importante, il laboratorio nostro di microbiologia, la dottoressa Vian si è dotata dell'accertamento immediato, del kit per l'accertamento immediato, per cui non avremo più bisogno di mandare a Padova per avere la diagnosi definitiva, ma la faremo direttamente noi, e questo sicuramente è importante, perché il poter fare diagnosi subito e trattarlo subito chiaramente avvantaggia anche la persona che viene colpita da questo. Scusi la domanda, direttore, il vaiolo delle scimmie può essere anche asintomatico? Guardi, allora azzardo un po', perché chiaramente dovremmo domandarlo a un esperto, però potrebbe qualche volta essere asintomatico, soprattutto in soggetti che hanno avuto la vaccinazione, quindi che sono stati vaccinati tanti anni fa e che quindi contraggono il virus senza praticamente né sintomi né patologie dermatologiche esterne. Questo può essere. La vedo dura in soggetti non vaccinati che hanno avuto un contatto diretto importante, e credo che questo, la manifestazione sia chiara e precisa, la manifestazione clinica. Senta direttore, lei prevede una vaccinazione tra virgolette di massa per gli under 40 che non hanno fatto ovviamente il vaccino antivaiolo?
Guardi, a parte che lo dovrebbe decidere l'AIFA e lo dovrebbe decidere l'OMS, però mi pare di aver capito che l'allarme dell'OMS sia solo diretto a evitare contatti promiscui e quindi molto più limitato, sapendo benissimo l'OMS che non siamo di fronte al Covid-19, a SARS-CoV-2, ma siamo di fronte a una forma che ovviamente è molto contenuta, per cui se evitiamo queste promiscuità sicuramente non avremo nessun tipo di problema. E va detto anche che tutti i soggetti, se non sbaglio, con vaiolo delle scimmie in provincia di Treviso sono seguiti a casa, quindi di fatto Sì. sono casi tutto sommato non gravi. Beh, certamente seguiti a casa, certamente di questo non si muore, quindi sarei un po' più preoccupato delle West Nile, soprattutto nelle persone anziane, dove le encefaliti sono abbastanza ricorrenti ultimamente, e quindi forse più questa potrebbe essere più a rischio sicuramente del vaiolo delle scimmie. E qui volevo arrivare, direttore. Questa settimana in provincia di Treviso si sono contati 3 casi sospetti, tra virgolette, anche se lei stesso ha detto non c'è ormai dubbio sul fatto che siano appunto West Nile. Anche qui ci sono degli aggiornamenti, ci sono nuovi casi, come procede? No, non abbiamo nuovi casi, devo dire che purtroppo abbiamo avuto questi 2 decessi di persone comunque che avevano anche altre patologie e che quindi purtroppo non sono riusciti ovviamente a difendersi rispetto all'encefalite e abbiamo avuto un caso invece di un 70enne che è a domicilio, credo stia già addirittura bene. Altri casi non abbiamo avuto, anche perché poi l'allarme che è stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione e che hanno subito recepito i sindaci è quello di stare attento, di sensibilizzare la popolazione ad evitare che nelle catitoie resti acqua ferma in qualche vaso di fiori, cioè in modo tale da evitare ovviamente la proliferazione di uova della zanzara culex, e contemporaneamente anche del fatto che la gente ha capito che per uscire di casa, soprattutto all'imbrunire, si devono usare i repellenti, in modo tale, non faccio nomi ovviamente perché farei pubblicità a qualche ditta, repellenti che ci aiuteranno sicuramente ad evitare la puntura della zanzara culex. E più in generale, direttore, stanno aumentando le malattie tropicali, se non erro, che riscontrate pressoché quotidianamente. Tra queste anche la malaria. Sì, la malaria, anche se per fortuna noi non abbiamo casi in questo senso. Più che altro la malattia delle zecche, cioè la puntura delle zecche, la malattia di Lyme, l'encefalite, eccetera. Questo sì, e anche qua noi abbiamo ormai il nostro pronto soccorso vede una settimana anche 10-12 persone che arrivano al pronto soccorso perché punte da zecche. Per fortuna arrivano, di modo che noi diamo anche i consigli come levare la zecca, come comportarsi dopo e come fare la profilassi. Questo è un altro problema, e anche qui evitare ovviamente di andare in prati incolti, soprattutto da pianezze al grappa eccetera, in modo tale da evitare di poter essere punti da una zecca, la quale mette dentro il rostro, e poi chiaramente, perché sono tutti ematofagi, cioè tutti vettori che succhiano il sangue all'uomo, e quindi di conseguenza poi succhiando il sangue trasmettono evidentemente la malattia, e quindi di conseguenza va bloccata velocemente con la terapia antibiotica. Anche qua se ci si accorge si fa la terapia ed è difficile morire, assolutamente. E ultima battuta davvero, direttore Domenica, anche per lei. Covid. Inevitabile. Sì. Vedo che dai dati anche di giornata forse abbiamo intrapreso la famosa discesa nelle 24 ore, poco più di 5.000 casi in tutto il Veneto. La scorsa settimana, 10 giorni fa, eravamo sui 10.000, 12.000, questo a livello regionale. Lei cosa ci dice? Sì, guardi, anche noi siamo in discesa, siamo a 951 casi positivi su 100.000, i ricoveri rimangono stabili, noi siamo sempre a 144 ricoveri, di cui una paziente in terapia intensiva a Conegliano e 8 pazienti in pneumologia tra Montebelluna e Treviso, però continuiamo a ricevere persone.
continuiamo a trovare positivi, anche se i tamponi ne facciamo circa 1900-2000 al giorno, tra noi e le farmacie ormai sono al 35% i positivi, però abbiamo questa fase di plateau che io mi auguro dai primi di agosto possa diminuire almeno per quanto riguarda i ricoveri, così abbiamo la possibilità di tornare a lavorare a 100% per quanto riguarda le visite alle persone povere che stanno aspettando queste visite e soprattutto gli interventi chirurgici, che c'è tanta gente che ancora sta aspettando interventi causa appunto il periodo del Covid. Contemporaneamente le devo anche dire che io mi auguro che diminuisca anche questa positività, perché continuiamo ad avere 300 persone a casa, 300 professionisti che pesano nel lavoro, nella realtà, e che se rientrano per noi sono fondamentali perché danno la possibilità ad altri colleghi di farsene meritate ferie. Io dico sempre grazie a tutti gli operatori, i nostri collaboratori, perché sono veramente bravi, cioè rientrano dalle ferie e fanno ore in più per poter dare la possibilità alle persone di essere visitate, di essere viste e di essere curate. Questo è fondamentale, un grande senso etico. Compresi quindi i sanitari Novax nel computo di questi 300? Certo, abbiamo 130 Novax e il resto sono tutti positivi e che continuano a essere. Guardi, fino all'altro ieri avevo 10 primari, 10 direttori di unità operativa che avevano contratto il virus, quindi è veramente una cosa esagerata, direi che non era mai successo neanche nel massimo della pandemia. E senta direttore, lei li reintegrerebbe questi 130 operatori Novax? Guardi, da una parte per il bisogno che ho direi di sì, e anche per il fatto che ormai l'Omicron abbiamo visto, bisognerebbe che il Ministero e il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale andasse a ridurre i giorni intanto, perché se io mi negativizzo il terzo giorno perché devo rimanere fino al settimo giorno a casa, prima cosa. E la seconda cosa, ecco perché effettivamente ci sono tanti positivi che si negativizzano e potrebbero venire a lavorare con la mascherina. L'altra cosa, sì, li farei tornare, sa qual è il problema? È un problema più che altro etico, perché tanti bravi colleghi si sono vaccinati e loro hanno rifiutato la vaccinazione. Allora, se dovessi guardare il bisogno, e direi di sì, però se dovessi guardare poi moralmente l'impegno che altri si sono vaccinati lo hanno fatto comunque rispetto a chi non l'ha fatto, direi di no. È un dissidio questo anche proprio personale, etico. Vorrei chiedere una battuta veloce al sindaco di San Biagio. Ecco, è comprensibile questo dissidio del certo, direttore generale? Certo, certamente, sicuramente è comprensibile, è anche un tema non indifferente, perché sappiamo che c'è il bisogno, però penso che i medici dovrebbero avere un'etica e quindi quelli che oggi si sono posti come Novax, in questo caso vorrei capire su quale principio ritengono di poter fare quello che ritengono, e quindi senza un rispetto delle regole che altri hanno. Diciamo e che quindi è un tema sicuramente etico, ha ragione non solo operativo. Direttore, soltanto un'ultimissima battuta. È l'ennesima estate per certi versi di emergenza, per certi versi, sottolineo. Tutti riusciranno a fare le ferie a livello organizzativo? So che lei personalmente, gli uffici si stanno impegnando per questo, ma la situazione è in continua evoluzione. Guardi, io proprio perché abbiamo veramente brava gente, mi creda, cioè io li vorrei veramente abbracciare tutti e ringraziare uno per uno perché stanno facendo un grande lavoro e nonostante tutto continuano a farlo capendo benissimo la situazione difficile. Io credo di sì, nel senso che io spero che questo virus poi, come pensiamo, sia in netta discesa e quindi loro possano fare nel mese di agosto le ferie, perché se lo meritano, ne hanno bisogno di questo. Comunque stringiamo i denti, perché chi fa questa professione in primis mette davanti la persona che sta male e poi mette se stesso. Io credo che lo spirito dei nostri collaboratori sia più questo e quindi vedremo, insomma, speriamo proprio di sì per loro anche sistema nervoso. E le chiedo veramente, questa è l'ultimissima battuta, ho qui il sindaco di San Biagio, mi è venuto come un flash, è il tema di sempre, il tema che interessa a tutti, quello dei medici di base, la carenza dei medici di famiglia. Ci sono delle novità, ci sono degli aggiornamenti da questo punto di vista, direttore?
Beh, guardi, intanto ringrazio il sindaco Cappelletto a nome di tutti i sindaci, perché loro sono veramente bravi, ci stanno dando una mano. Io credo che tra noi e loro ci sia una collaborazione straordinaria. Io non ho mai trovato un gruppo di sindaci così veramente disponibilissimi. Io ho fatto il direttore, ormai lo faccio da tanti anni il direttore, però devo dire con loro abbiamo una sinergia, una sintonia, veramente una simbiosi. Io li ringrazio perché non è facile per un sindaco supportare l'ULSS, perché mancano i medici di famiglia, quindi è proprio un lavoro sinergico e di questo li ringrazio, anche perché se mancano non è colpa né dei sindaci in primis né nostra, perché guardi, domani mattina ne assumerei 100.000, però ecco, devo dire la verità che sono anche positivo, nel senso che qualcuno dice dopo, io dico il 2023, fine 2023 noi avremo i medici, perché sono state allargate dal Ministero le scuole di specialità, la Regione ha messo delle borse in più, quindi avremo 320-330 medici. Tenga conto, è vero, andranno ancora via perché i colleghi sono stanchi, però è anche vero che con 320 colleghi che arrivano noi avremo veramente poche zone carenti, quindi nel 2023 risolveremo il problema. Oggi il problema esiste, io chiedo veramente ai cittadini, ecco, di tenere duro, di capire. Noi faremo di tutto insieme ai sindaci per trovare una soluzione, perché veramente stiamo facendo di tutto con loro, con i sindaci, per trovare soluzioni. Teniamo duri tutti insieme e il 2023, fine 2023 ci porterà sicuramente tanti colleghi che finalmente prenderanno in carico ovviamente gli assistiti che hanno bisogno, che sono anche persone anziane. Noi intanto tenteremo di fare la telemedicina, credo che con quella riusciremo a dare perlomeno una risposta ai pazienti cronici. Quindi 320 nuovi medici di base per la provincia di Treviso da qui alla fine del 2023? Sì, esatto. 320 persone giovani con voglia di fare, che entreranno in servizio, che credo daranno tante soddisfazioni alla nostra popolazione. Questo perché lei dice, guardando la programmazione, i vari esami in corso, scuole di specializzazione, nuove borse di studio, il mosaico si sta componendo in questa maniera. Sì, per fortuna sì, anche perché abbiamo bisogno del medico di famiglia. Il medico di famiglia è il primo tramite tra l'amministrazione comunale, l'ULSS e il cittadino, quindi è quello che fa un po' da filtro in una serie di cose, per cui averli è fondamentale. Noi puntiamo appunto nel fine 2023 di averne un numero importante, in modo tale da sanare quella vacanze o quelle mancanze che ci sono. Perché attualmente la carenza anche qui è su quanto, direttore? Beh, guardi, su 500 e passa medici ne mancano un centinaio. E quindi poi c'è tutto il turnover che sta venendo avanti, e quant'altro. I pensionamenti, eccetera. Va bene, grazie. Terminiamo con questo impegno e con questa prospettiva rassicurante. Grazie. Saluto lei, Sindaco Cappelletto, e tutte le persone. Grazie. Grazie direttore, buon lavoro, buona domenica. Anche a voi, grazie. Sindaco Cappelletto, mi pare un numero importante, una promessa, un impegno significativo questo dell'ULSS 2. Sicuramente è un impegno dettato anche dai numeri, quindi se i numeri dicono questo è importante raggiungere quegli obiettivi. Oltre a questo, ad avere le nuove figure che, come diceva il direttore Benazzi, nel 2023 prenderanno servizio e quindi presteranno la loro opera presso i vari comuni dove ci sono le carenze in questo momento. Sarà anche compito dei comuni, della politica, poter supportare nel migliore dei modi questi medici. Un esempio è anche cercando di valorizzare e di implementare quelle che possono essere le medicine di gruppo, dove anche i medici possono lavorare in sinergia e creare delle condizioni, io la definisco quasi da H24, cioè essere la presenza dei medici in qualsiasi momento che guardi al bisogno del cittadino o di quelle che sono le necessità del cittadino. Noi stessi abbiamo raccontato delle proteste anche a San Biagio di Callalta, ma un po' in tutti i comuni della Marca. Il problema c'è perché ormai il cittadino vede la figura del medico come quella figura che lo fa star bene, e soprattutto anche per le persone anziane è un punto di riferimento, quindi anche
far evitare la mobilità, voglio dire, dover percorrere chilometri per poter raggiungere un medico quando si sta male, può essere anche questa una cosa negativa. Noi stessi ogni giorno raccontiamo queste proteste, raccogliamo poi anche gli sfoghi dei telespettatori che ci scrivono e ci chiamano ogni giorno. Vedevo anche il sindaco, forse si è già collegato, perfetto, di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi. Buongiorno sindaco. Ormai ne approfitto. Chiedo anche a lei un commento a caldo, non so se l'ha sentito, questo impegno importante del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Innanzitutto, voi come siete messi a San Polo di Piave in fatto di medici di base? Sì, buongiorno a tutti e un saluto al collega Alberto. Sì, ho sentito l'intervento del direttore. La situazione appunto è critica e è critica un po' per tutta la Marca. Noi a San Polo abbiamo la fortuna comunque di avere un gruppo di medici riuniti. L'anno scorso abbiamo avuto un pensionamento che purtroppo ancora non è stato coperto e quindi ci sono dei pazienti che sono stati smistati negli altri medici. Accolgo con favore appunto le dichiarazioni del direttore. Sicuramente abbiamo bisogno che l'ULSS ci sia vicino in questo momento e noi a nostra volta dobbiamo essere vicini all'ULSS per cercare di un attimino mediare la situazione anche con i cittadini. Chiaramente i picchi di critiche avvengono soprattutto quando ci sono i picchi di Covid, perché giustamente i certificati delle malattie tutti hanno bisogno di averli e purtroppo quelli sono i momenti un po' più critici che si rivelano. Ecco. Però sappiamo che dobbiamo tenere duro ancora un po' e attraverso anche altri strumenti, altre organizzazioni dobbiamo cercare comunque di far fronte all'emergenza. Allora, prima di andare in pubblicità e di aprire la pagina politica, e ce n'è da dire, un po' di cronaca, perché ci sono diversi fatti. In apertura vi abbiamo dato tutti gli aggiornamenti sul ritrovamento di quel corpo ieri sera a Sant'Elena di Venezia. Adesso andiamo a Jesolo, dove ieri pomeriggio c'è stata una sfiorata tragedia, è proprio il caso di dirlo, con protagonisti due teenager trevigiani. Avevano deciso di fare un giro in pedalò intorno alle 16 per combattere il gran caldo, poi a 100 metri dalla riva, all'altezza della Torretta 11, in corrispondenza di Largo Augustus a Jesolo, il ragazzo 16 anni di Vazzola decide di fare un bagno rinfrescante. A bordo del pattino resta l'amica, anche lei trevigiana, di 14 anni. Dopo alcuni minuti la ragazza, non vedendolo risalire, capisce che qualcosa non va. C'è stato un bellissimo gesto di coraggio da parte della ragazza che si è tuffata in acqua per aiutarlo, un gesto molto coraggioso, non è semplice salvare una persona. Ma per la ragazzina non è semplice recuperare l'amico. Lui si è fatto prendere dal panico e quindi tendeva a tirare sotto anche lei. Sono intervenuti subito i bagnini della Torretta 11 e li hanno portati entrambi a riva. Gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo prestano le prime cure ai ragazzi. Il sedicenne viene portato al pronto soccorso di Jesolo per accertamenti. Il tempestivo intervento dei bagnini e soprattutto il coraggio della ragazza hanno permesso alla vicenda di avere un lieto fine. Sì, i bagnini sono dei professionisti, sono sempre pronti. Ripeto, bisogna fare i complimenti anche alla ragazza a 14 anni, trovare il coraggio e la prontezza di fare un gesto del genere non è semplice. E quando si parla di annegamento anche pochi secondi fanno la differenza. Provata ma sana e salva la giovane 14enne. Era un po' scossa, mi hanno detto, forse non se ne è resa conto del coraggio che ha avuto adesso, ma se ne renderà conto tra un po'. Ripeto, non è semplice, non è una cosa da tutti, soprattutto a 14 anni è stata molto brava. Dalla laguna alla montagna, ieri sera, poco dopo le 18, i vigili del fuoco sono stati allertati per una frana che ha interrotto una strada comunale in località Masarea Roccapietore, sulla sponda ovest del lago di Alleghe. I pompieri accorsi da Agordo e con i volontari di Caprilia hanno verificato che non fossero stati coinvolti mezzi e persone. Successivamente, nel giro veramente di pochi minuti, altri due movimenti franosi hanno interessato la località
Pezzè dello stesso comune, quindi siamo sempre in comune di Roccapietore, la frazione Andric a Vallada a Gordina, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Canale d'Agordo. In questo caso, anche in questo caso, non si segnalano danni a persone o cose e gli uomini dei vigili del fuoco, i volontari, si sono messi subito all'opera. Ovviamente c'era stato un nubifragio nei minuti precedenti. La notte scorsa all'1:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Olmo a Campodarsego, siamo nel Padovano, all'interno di un'isola ecologica per spegnere le fiamme divampate all'interno di un'auto compattatori. I pompieri accorsi dalla centrale di Padova con 2 automezzi e 7 operatori hanno lavorato fino all'alba per accedere all'interno del cassone chiuso e spegnere del tutto le fiamme. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre appunto intervenute sul posto. Ed è stata una serata di fuoco, anche quella di ieri sera nella Marca trevigiana. Nel tardo pomeriggio 2 incendi sono divampati a Vidor e Castelfranco Veneto, interessando 2 imprese della zona. Questo è quello relativo a Vidor, se non sbaglio, tra Vidor e Moriago. La prima chiamata ha visto coinvolti il personale di AVAB Valdobbiadene insieme ai vigili del fuoco. Dalla sede AVAB i soccorritori si sono accorti del principio di incendio all'esterno del capannone di un'officina di macchine agricole. A prendere fuoco dei bancali di legno, alcuni vetri esplosi per il caldo. L'intervento tempestivo sul posto dei soccorsi ha impedito alle fiamme di danneggiare anche l'interno del capannone. Grazie al supporto dei pompieri la situazione è tornata alla normalità già verso le ore 20. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Pochi minuti dopo l'incendio di Vidor che state vedendo, verso le 19:30, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un secondo principio di incendio all'interno di un parco rottami di via dell'Economia Castelfranco Veneto. Sul posto 2 squadre di pompieri per spegnere le fiamme ed eseguire la bonifica. Anche in questo caso nessun ferito e danni limitati fortunatamente. Tra l'altro ci ha raggiunto, buongiorno, Raffaele Baratto, Coraggio Italia, deputato, lo conoscete tutti, già sindaco di Pederobba. Proprio un flash, perché l'AVAB, i volontari dell'AVAB fanno la differenza nella fascia pedemontana, sono presenti a Valdobbiadene, a Pederobba, in tutta la fascia, quindi una parola da amministratore del territorio. Beh, assolutamente, per ringraziarli per quello che fanno, ai volontari, anche perché sono davvero un punto di forza per il territorio, ma per il nostro paese, perché credo che se non avessimo questi volontari davvero andremo in grosse difficoltà su periodi di emergenza e di emergenza come questo, purtroppo. Credo assolutamente importante, credo assolutamente che bisogna sostenerli, sia economicamente, che credo sia assolutamente importante, per cui credo che le istituzioni devono avere assolutamente attenzione per queste associazioni. Allora, vedete, i temi sono tanti anche per questa domenica di mezza estate e noi li passeremo tutti in rassegna e ovviamente avete capito che nella seconda parte di questa diretta entreremo nel vivo di questa campagna elettorale appena iniziata, ma già veramente torrida, non solo per le temperature. A fra poco. Crisi di governo, a settembre si andrà a votare, che cosa ne pensate? Non penso niente perché è uno schifo. Penso che sia una situazione difficile per il Paese. Speriamo nelle votazioni. Cosa vuole che pensiamo? Che era meglio se non andavamo a votare? Oltretutto così in fretta e furia, cosa vuole che le dica? C'è una situazione politica talmente complessa, partiti che si rimescolano. Insomma, voglio vedere cosa combinano a settembre adesso, visto che sono tanto contenti, soprattutto la Meloni. Guardi, io non ho parole, purtroppo chi ci rimette siamo sempre noi cittadini e speriamo in qualcosa di buono. Molto critica, no? Più che altro ci sono anche dei fattori economici da guerra, quelle robe lì che vanno a influire negativamente. Peggio di così penso che non si possa andare, è una vergogna. Non era il momento? No, sicuramente non era il momento, si poteva aspettare qualche mese, tanto si sarebbe andati alle elezioni. Sono capricci proprio dei nostri politici. Che disperazione.
saprei neanche cosa dirvi, da dove iniziare e da dove finire. Speriamo in bene. Già, speriamo in bene, queste le voci raccolte a Marostica dalla nostra Sharon Di Carlo. Diciamo, partiamo da questo dato, l'umore della popolazione non è tra i migliori, tanti non hanno capito cos'è successo a Roma. Lei, Baratto, che a Roma c'era, che cosa ci può dire? Beh, io credo che c'è stato un comportamento non lineare, perché credo che sia davanti agli occhi di tutti il Movimento 5 Stelle, che a un certo punto si è messo a tirare la corda, che io onestamente non ho capito neanche il motivo in un periodo come questo, perché è un periodo che purtroppo la pandemia non è finita, la guerra nel cuore dell'Europa, che purtroppo ci coinvolge anche il nostro paese, una crisi economica che agli occhi di tutti, le aziende che fortunatamente si stavano riprendendo un attimo, tutto su un colpo per motivi personali o di partito si inizia a fare richieste che non avevano neanche nessun motivo di essere messe in campo, anche perché credo che lo sapevamo tutti che il governo Draghi era un governo di transizione, un governo di emergenza che stava lavorando anche bene con tutti i ministri sia una parte che l'altra, e onestamente non si è capito il motivo di creare questo momento. Quindi lei dice la colpa principale è stata del Movimento 5 Stelle. Ma credo che sia evidente. Lei è deputato di Coraggio Italia, che è la formazione creata dal sindaco di Venezia Brugnaro. Coraggio Italia fa parte, diciamo così, dello schieramento di centrodestra, l'area moderata. Lei ha votato la fiducia, se non sbaglio. Sì, ma noi abbiamo sempre avuto la fiducia verso Draghi, assolutamente. Noi rappresentiamo quell'area civica centrodestra che noi, il nostro presidente Brugnaro l'ha sempre rappresentata in maniera coerente, noi siamo stati coerenti fin dal primo momento, per cui noi eravamo convinti che bisognava andare avanti per i motivi che ho poco fa elencato, e purtroppo, ripeto, è successo quello che non doveva sicuramente succedere, solo per un partito che ha voluto tirare la corda, che non si è capito, ripeto, il motivo e l'iniziativa di questa portare avanti la crisi aziendale dal presidente Draghi, che aveva governato in maniera eccellente, con una grande fiducia da tutto il mondo, perché è questo da sottolineare. La credibilità internazionale. La credibilità che ha avuto il presidente del Consiglio Draghi, finora l'Italia non era mai stata... Diciamo non eravamo molto avvezzi alla... Purtroppo, per un motivo o per un altro. Draghi ci aveva portato in prima fila, che credo che fosse davvero il motivo per andare avanti. Ma ora le chiedo, Coraggio Italia cosa farà? Nel senso, resterà nell'alveo del centrodestra a livello di coalizione? Coraggio Italia che in Veneto ha un suo peso, lo abbiamo visto per esempio nelle elezioni a Verona, ecco. Quindi resterà nell'alveo del centrodestra, quindi con chi non ha votato la fiducia, o guarda ai moderati del centro-sinistra, guarda la forza riformista, che ne so, di Calenda? Cosa farete da qui ai prossimi giorni? Guardi, noi guardiamo, innanzitutto credo che sia importante, come dice sempre il nostro Presidente, guardare l'interesse degli italiani, l'interesse delle imprese, l'interesse dei più deboli, perché questo è l'obiettivo. Quindi questo interesse spinge più a destra o a sinistra? Noi siamo sempre stati il nostro Presidente di centrodestra, noi sempre siamo, però ripeto, noi rappresentiamo quell'area moderata di centrodestra, quell'area che noi ci interessa rappresentare, delle imprese, dei più deboli, del lavoro, della gente normale e comune, dei sindaci. Questo è importante, perché oggi dobbiamo guardare a questo. Io credo che purtroppo è successo quello che è successo, dobbiamo resettare velocemente tutti quanti, cercare di andare davanti agli italiani con la faccia e con l'onestà di sempre, e dare la possibilità
volontà di creare un governo immediatamente, perché sappiamo i tempi quanto stretti siano, anche per la questione della legge di bilancio, perché credo che questo sia la cosa più immediata per stabilizzare il Paese. Questo è l'obiettivo, quindi stabilizzare il Paese, e voi rimanete quindi nel centrodestra. Chiaramente adesso si aprirà una trattativa. Noi rimaniamo, ripeto, con chi che vuole governare il Paese in maniera concreta e in maniera di portare avanti in questo periodo, che è un periodo che purtroppo non si è mai visto dal dopoguerra. Allora, io prima... Chiarissimo, quindi diciamo che questo è il vostro pensiero. Chiaramente adesso si apre tutta la trattativa baratto sui collegi uninominali e quant'altro. Sappiamo che all'interno del centrodestra il clima si sta surriscaldando. Oggi il Gazzettino, cito il Gazzettino, ma insomma lo stanno sottolineando un po' tutti, dice voto la sfida interna al centrodestra. Chiaramente non è, e ci torneremo fra pochissimo su questo, non è che a centrosinistra le cose vadano meglio, perché è sfumato di fatto il progetto di Campolargo di Enrico Letta. Io a tal proposito vi farei sentire le ultime parole pronunciate dalla leader del Movimento 5 Stelle, dal padre carismatico Beppe Grillo. È un video di qualche ora fa. Sentiamo Grillo. Sono tutti contro di noi, tutto l'arco costituzionale, anzi anche fisicamente, se ti guardano, spostano lo sguardo, spostano addirittura la direzione dove stanno andando, proprio come fossimo degli appestati. Siamo degli appestati, e quando tutto il sistema, tutto l'arco, tutta la stampa, veramente i bulli della stampa, i bulli della televisione, benissimo, siamo in questa situazione, quindi il sistema, se reagisce così, vuol dire una cosa sola, che abbiamo ragione. Quindi non fatevene un problema, noi siamo veramente un antibiotico, e se perdiamo questo al modo di interpretazione della politica abbiamo perso un po' il baricentro di dove possiamo collocarci. Così Beppe Grillo, Cappelletto, lei è anche coordinatore dei sindaci del Partito Democratico in provincia di Treviso, non è più un alleato, il Movimento 5 Stelle non è più un alleato, è sfumato il sogno di un Campolargo? Sicuramente anche da parte del segretario del Partito Democratico ha fatto anche oggi tutta una serie di dichiarazioni, di affermazioni che portano a costruire nel nostro Paese altre opportunità. Purtroppo abbiamo una legge elettorale di questo tipo che porta i vari partiti a trovare delle proposte da sottoporre al suffragio che possono anche piacere o non piacere, però dobbiamo fare i conti anche con la legge elettorale. Detto questo, potremmo, se dovessimo dire perché hanno fatto una proposta, hanno portato avanti una riforma dove c'è stata la riduzione dei parlamentari, e va bene, però doveva essere accompagnata attraverso una riforma elettorale, perché poi vediamo questi guasti. Trovare la quadra poi anche nella formazione delle liste, al di là della facile demagogia, non è così facile. Consideriamo, guardando la nostra provincia Treviso, il collegio unico senatoriale Treviso-Belluno. Io sfido chiunque, quello che sarà, che dovrà rappresentare quel collegio là, se avrà le condizioni per poter conoscere tutti i vari territori. Con il rischio poi di Belluno di essere completamente fagocitata da Treviso, perché probabilmente Belluno farà fatica a eleggere anche un solo rappresentante. Ci sono temi, ma però vorrei fare anche una premessa. Cioè, stiamo parlando di legge elettorale, c'è un paese reale. E adesso stiamo vedendo una campagna elettorale, ve leggo oggi anch'io sui quotidiani, cuneo fiscale, pensioni. Cioè, scusatemi, il governo che c'era stava affrontando tutti questi temi e aveva tutta la credibilità per poterli portare, per poter avanzare proposte che fossero per il bene del Paese. La politica, certi partiti hanno deciso di fare altrimenti. Voi, diciamo, vi sentite in dovere, tra virgolette, di portare avanti quella che è stata l'agenda Draghi, senza Draghi di fatto, perché poi Draghi... Guardi, mettersi insieme
per poter dare risposte al Paese non è stato semplice, è stato difficile anche per il Partito Democratico, ha dovuto fare sinergia anche con altre forze politiche che erano all'opposto, anche in termini di idee, quindi è stata una cosa difficile. Bene, la politica, possiamo dire, aveva dato una dimostrazione che per il bene del Paese si facessero determinati tipi di percorsi. Noi non abbiamo cambiato idea. E con noi ci sono anche altri che non hanno cambiato questo tipo di idea. Allora stiamo affrontando temi in campagna elettorale che erano quelli già che stavano portando avanti, allora possiamo dire che in questo caso alcuni partiti hanno portato avanti solamente un proprio interesse, ma non l'interesse del Paese. Il Paese reale, attenzione che l'abbiamo visto all'inizio, il Paese reale cosa pensa in questo momento della politica. Diciamo non c'è un grande entusiasmo. Io vi farei sentire, poi andiamo dal sindaco di San Polo, il rappresentante di Fratelli d'Italia, vi farei però prima sentire Beatrice Lorenzin. Sono proprio 30 secondi perché dice noi, adesso la Lorenzin sapete è con il Partito Democratico, è stata ministra con Forza Italia, dice noi portiamo avanti l'agenda Draghi, noi siamo i responsabili e gli altri. Sentiamo Lorenzin. A poche ore dalla caduta di Draghi già i numeri ci dicono il prezzo che dovranno pagare le famiglie italiane, dai mutui al caro energia a una crisi sociale senza precedenti. Gli italiani dovranno scegliere tra chi con responsabilità voleva portare avanti questo governo e dare risposte concrete ai propri problemi e chi per mero calcolo politico ha deciso di mandare a casa Draghi. Mero calcolo politico. Chi insomma, ha sempre voluto, invocato le elezioni è Fratelli d'Italia, quindi insomma Fantuzzi. Però nella narrazione della campagna elettorale che vuole portare avanti il centro-sinistra, lo vediamo già dai primi cartelloni, dai primi avvisi social e quant'altro, si dice noi siamo i responsabili, chi ha fatto cadere questo governo sono di fatto gli irresponsabili. Voi vi sentite irresponsabili? Beh, io direi che secondo il mio punto di vista la posizione che ha tenuto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sia stata la più coerente in tutto questo arco del governo Draghi. Capisco lo sgomento e l'imbarazzo della gente e anche da amministratore onestamente lo capisco, perché giustamente fermare una macchina non è sempre semplice, però a volte è anche la scelta giusta. Diciamo che purtroppo questo governo ormai si trascinava da più tempo con più che trattare i temi legati proprio alle vere realtà, alle vere problematiche sociali e del Paese, c'era una guerra a chi riusciva a mettere più bandierine proprio nell'ottica della futura campagna elettorale. Secondo me appunto c'è stato una situazione un attimino dove il Presidente ha preso una decisione che ritengo giusta, quella di ridare la parola al popolo, avere un Parlamento legittimato dal popolo che possa portare avanti davvero i temi importanti, perché è inutile dire irresponsabili, il tema è: c'è una struttura che riesce a portare avanti in maniera concreta le problematiche? Probabilmente prima non c'era, oggi dobbiamo creare le condizioni perché ci sia, e il centrodestra può creare queste condizioni unito. Deve essere unito, deve portare avanti questo suo progetto insieme, e penso che davvero sia arrivato il momento di far vedere che in un momento sicuramente difficile, perché i dati effettivamente non sono dei più rosei e bisogna affrontare la situazione con coraggio anche, dobbiamo comunque avere un Parlamento che sia legittimato e che abbia i numeri per fare determinate scelte, e penso che il centrodestra possa essere il punto di congiunzione che possa far superare questo momento all'Italia. Senta Fantuzzi, ma secondo lei il centrodestra è unito? Magari è unito nei contenuti, questa è l'impressione un po' generale, ma non è unito nei nomi, nel senso non sfugge a nessuno la freddezza, l'atteggiamento glaciale dei forzisti, dei leghisti nei confronti di una
Giorgia Meloni Premier. Nei giorni scorsi lo stesso assessore regionale leghista Roberto Marcato, che probabilmente sarà inserito nelle liste della Lega, ha detto probabilmente alla fine bisognerà arrivare ad un nome diverso da quello di Meloni, perché Meloni è impresentabile. Che queste critiche arrivino dal centrodestra. Allora, diciamo che in tutte le situazioni, in tutte le buone famiglie si discute, no? Ci sono dei principi comunque che hanno sempre avuto le loro radici e che basano poi sulle scelte, sulle future scelte che le segreterie nazionali e regionali andranno a fare. Quindi ritengo che sì, ci sia una fase di discussione. Sicuramente oggi il partito di Fratelli d'Italia, avendo la percentuale più alta del complesso del centrodestra, è anche il partito un pochettino più da gestire, no? Mi viene quasi da dire, però penso che si troverà la quadra come si è sempre trovata alla fine. Appunto i numeri danno la ragione e danno la possibilità di governare. Ripeto, il governo poi va sempre gestito insieme. E Baratto, Coraggio Italia, nel caso di una vittoria del centrodestra, che al momento appare la più probabile, anche se non scontata. Gli ultimi sondaggi danno un po' in diminuzione sia Lega che Forza Italia, per il fatto di aver appunto appoggiato o comunque accelerato la dipartita di Draghi. Coraggio Italia, se sta nell'alveo del centrodestra e il centrodestra dovesse vincere, appoggerebbe un governo guidato da Giorgia Meloni, che forse moderata non è, come voi perlomeno. No, però allora io intanto guardi, non parlerei di nomi, ma parlerei di programmi e di questioni del paese. Dico solo che è importante che vinca qualcuno che possa governare, questo è importante, anche perché senza voler difendere i Fratelli d'Italia, che non ha bisogno di me, forse se il governo andava avanti era quella che ci guadagnava ancora qualche punto in più, per dire in percentuale, no? Okay. Anche perché la coerenza è sempre stata lineare, per cui credo che gli italiani premiano soprattutto e gli elettori premiano questo, ma credo che sia assolutamente importante capire una cosa. Allora, come ho spiegato prima, e penso di essermi anche spiegato bene, come è andata quella situazione della crisi del governo e chi è stato il maggiore oppure l'unico responsabile di quella crisi di governo. Credo che oggi sia importante guardare al paese, che è messo in maniera purtroppo non felice, perché le problematiche, senza ripeterle, ci sono, ok? Credo è importante anche che il governo, perché abbiamo visto che sia il Presidente Draghi ma anche il Presidente della Repubblica l'ha detto in maniera chiara, continua a lavorare e portare avanti il programma. Quindi che si disbrighino gli affari ordinari, il PNRR e così via. Esatto, e questo è assolutamente importante. Credo che sia importante che oggi andiamo velocemente a votare. Ok, perché il Presidente della Repubblica credo che non abbia fatto a caso questa scelta, perché credo che non sia stata fatta, anche perché è una persona molto, molto importante, ma soprattutto molto intelligente e molto attenta. E io credo che sia importante che adesso si vada davanti agli elettori in maniera concreta e sincera. E i programmi che si dicono di portare avanti, che venga una maggioranza, io spero, di centrodestra, e di poter governare il giorno dopo delle elezioni, perché credo che sia importante questo, anche perché sennò abbiamo visto gli italiani cosa pensano e hanno assolutamente ragione. Già la politica purtroppo la gente non ha più una gran fiducia della politica, dobbiamo ridare fiducia della politica, perché dobbiamo far vedere che chi va a amministrare lo faccia in maniera seria, concreta e per il proprio paese. Facciamo un ulteriore passo in avanti e rimaniamo in ambito centrodestra. Di sicuro uno dei partiti che ha più pagato il mancato sostegno a Draghi è Forza Italia. Se ne sono andati in tantissimi e tutti i nomi di peso, la ministra Gelmini,
il ministro Brunetta e poi la Carfagna. Tra l'altro, proprio battuta 10 secondi, Brunetta passa a Coraggio Italia? No, questo non saprei dire, bisognerebbe chiederlo a Renato, perché su questo non so dare risposta. Ecco, un altro che se n'è andato... Posso dire che è stato un ministro che ha lavorato molto bene, una persona molto capace e molto brava, che lo ha sempre dimostrato. Quindi insomma non sarebbe un nome sgradito? No, ma per carità è stato, bisogna dire, un grande ministro, un bravo ministro. Ci sarebbe spazio per Brunetta nel PD? Guardi, il PD è proprio per sua definizione è una forza che vuole fare sinergia con coloro che vogliono fare bene il paese, però non vorrei che adesso tutti quanti scopriamo il bene del paese, perché poi se vediamo, abbiamo detto un po' di mesi fa quando c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica che Draghi era la miglior persona, doveva restare al suo posto perché il paese aveva bisogno di lui, a 6 mesi di distanza siamo qua che discutiamo perché una parte ha tolto la fiducia. Va bene inclusivi, ma fino a un certo punto. Parliamo di credibilità, poi mi permetta una battuta, un inciso, non mi si parli di legittimità di un Parlamento, il Parlamento che diceva il mio collega sindaco, no? Il Parlamento era legittimato ed è legittimato a portare avanti quelle politiche. Abbiamo una Repubblica parlamentare e è nella piena della sua legittimazione poter fare determinati passaggi. Il voto è un qualcosa che ci può essere, ci deve essere, non c'è paura del voto. Oggi abbiamo sostanzialmente 2 perni, uno che può essere verso la destra dove c'è Fratelli d'Italia e dall'altra parte c'è un centro-sinistra che poggia sul PD. Ed è quello che dice un po' Letta, e bisogna avere la credibilità, perché io dico, stato mandato, io vedo questo, i cittadini che sono incazzati ma sono neri, no? E sono preoccupati del loro futuro. Lo sono preoccupato anch'io come amministrazione, perché tutto il lavoro che è stato fatto per dare qualcosa in termini di opere pubbliche, in termini di servizi ai territori viene messo in discussione, quindi vedremo. E Fantuzzi, proprio una battuta, poi ritorno da lei in maniera più approfondita. Voi Brunetta invece non lo volete? Che mi competono queste, lascio volentieri la palla a chi è sopra di me. Allora, vi dicevo prima di addii per certi versi clamorosi. Un forzista padovano di lungo corso come Caon, lei lo conosce bene, perché poi appunto eravate insieme, siete stati eletti insieme con Forza Italia. Roberto Caon se n'è andato da Forza Italia, sentiamolo. Lascio Forza Italia, purtroppo è un partito che nel tempo non è più il partito che si conosceva. Andare a casa prima del Ferragosto un governo non è mai successo. Altra defezione eccellente in Forza Italia, il deputato Roberto Caon lascia il partito, deluso per il comportamento tenuto nei giorni scorsi. Tutta la maggioranza ha voluto Draghi, spiega il deputato padovano, perché la situazione del paese era grave e si era individuata in lui la persona giusta per affrontare questi mesi difficili. Poi, improvvisamente, scopriamo che non si vuole più Draghi. 3 partiti che hanno mandato a casa Draghi, perciò Movimento 5 Stelle Conte, Lega Salvini e Forza Italia Tajani e Ronzulli, hanno un comune denominatore, che tutti e 3 sono dei partiti che sono in calo nei sondaggi. Questo ha fatto sì che loro, fregandosene del sistema italiano, dei problemi italiani, hanno cercato di andare al voto il prima possibile per cercare di recuperare e capitalizzare quello che gli può rimanere. Nel futuro di Caon per il momento solo un po' di riposo, poi si vedrà. Io non ho mai vissuto di politica e posso permettermi anche di prendermi un po' di giorni di ferie. Poi la mia esperienza e insomma, il mio modo di fare anche dentro al palazzo ha dimostrato insomma, qualche buona qualità da quello che vedo in questi giorni, in questi minuti che mi stanno chiamando tutti. La vita continua e si vedrà. Baratto. Sono parole pesanti queste di Caon. Lei è un ex forzista storico della Marca, anche il suo addio aveva fatto rumore. C'è un
grosso problema in Forza Italia. Ma adesso io non voglio parlare di Forza Italia perché certo. li avete già intervistato a suo tempo e mi sembra che io... però potrebbero diventare di nuovo vostri alleati. I partiti tutti quanti all'interno hanno i loro problemi, sia una parte che dall'altra. Cioè, l'importante è che i partiti, ripeto, lavorino per i cittadini e per il proprio paese e sui temi. Allora, io credo, e soprattutto in questo momento, anche perché purtroppo, ripeto, se andiamo dietro a certe cose rischiamo di non guardare, come diceva bene anche il sindaco prima, le cose importanti per il paese. E una cosa importante per il paese, parlando di temi, concreti, è il prezzo della benzina, il costo del carburante. Collegato, lo saluto, lo ringrazio, Moreno Parin, coordinatore, presidente dei gestori carburanti della provincia di Treviso. Parin, ho un minuto di pubblicità, poi parto da lei. A fra poco con Parin. Ok. Di nuovo in onda per raccontarvi questa domenica di fine luglio a Nord-Est. Con me sono rimasti Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico per la Marca Trevigiana, Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia, il sindaco di San Polo ed esponente di Fratelli d'Italia Nicola Fantuzzi, e ve l'ho presentato poco fa prima di andare in pubblicità, Moreno Parin, che è coordinatore dei gestori carburanti per la provincia di Treviso. Dicevamo, temi concreti, uno dei temi più concreti in questo momento, uno dei più pressanti, è il costo della benzina. C'è qualche, diciamo così, diminuzione, cominciamo a vedere qualche centesimo in meno, o sbaglio, Parin? E che cosa sta a significare questo lievissimo calo? Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Antena 3. Allora, in questi giorni qui, l'ultima settimana, c'è stato un calo abbastanza continuo e progressivo del prezzo dei carburanti, più che altro dei prodotti finiti, perché a livello di prezzo del petrolio a livello internazionale la diminuzione è stata abbastanza blanda. Mentre i prodotti finiti il calo è abbastanza notevole. Da quello che si può capire, da quello che si vede, dovrebbe continuare la discesa. Teoricamente, dai numeri che abbiamo, dai prezzi attuali nel mercato del Mediterraneo dei prodotti finiti, c'è sicuramente spazio ancora per 10 centesimi sulla benzina e di quasi altrettanti per il gasolio. È da capire se le compagnie petrolifere, che praticamente hanno in mano il mercato del carburante, sono disponibili a trasferire questo, come si dice, ribasso alla clientela, o se preferiscono continuare, come stanno facendo ormai da un paio di mesi, a massimizzare gli utili, perché stanno guadagnando veramente molti soldi. Per dare un'idea, normalmente la differenza parliamo di costo lordo fra il prezzo internazionale del Mediterraneo del prodotto finito e il prezzo medio della pompa in Italia, normalmente la differenza era intorno ai 17 centesimi, dove ci stava dentro tutto. Oggi come oggi siamo a 35 centesimi sulla benzina e a 31 sul gasolio, quindi c'è molto spazio per una diminuzione. Bisogna capire se questi qui continueranno a approfittarne. Diciamo che... Parin, confido nella sua franchezza, è massimizzazione degli utili o speculazione? Perché il confine è sempre molto labile. Dipende, se noi vogliamo chiamarlo massimizzazione degli utili o speculazione, può essere un punto di vista. Dal loro punto di vista è massimizzare gli utili. Io sinceramente sarei più propenso a dire che è proprio speculazione allo stato puro. Purtroppo è permessa da un mercato non controllato, un mercato dove la finanza fa il suo gioco, e quindi non è neanche produzione, trasporto, è proprio una cosa finanziaria allo stato puro, e le compagnie petrolifere che hanno il mercato ci stanno sguazzando, fanno pensare che non siano loro, ma è inutile che ci prendiamo in giro. Il mercato mondiale dei prodotti petroliferi è in mano alle solite 7 sorelle. Eni compresa, che potrebbe di suo metterci qualcosa sul prezzo pubblico. E quindi così lei dice forse bisognerebbe
controllare anche questi prezzi alla pompa, bisognerebbe trovare il modo di tutelare il consumatore e quindi anche il gestore, o sbaglio? No, non sta sbagliando, però l'obiettivo è sbagliato. Allora, controllare il prezzo alla pompa, che è quello che sta facendo la Guardia di Finanza in questo periodo, è assolutamente inutile, non serve a niente, perché comunque il gestore acquista il prodotto a un prezzo predeterminato dalla compagnia, non vende un prezzo deciso dalla compagnia petrolifera, quindi non può assolutamente fare nulla. Se proprio il gestore vuole, tra virgolette, modificare qualcosa, parliamo di un valore di 1 centesimo al litro, quindi praticamente ininfluente. Il problema è a monte, il problema è nelle compagnie petrolifere, in tutta la filiera del prodotto, dalla raffineria ai depositi. Quando arriva sull'impianto il prodotto arriva a un prezzo che ha già scontato tutta la speculazione. Quindi la Guardia di Finanza che mi va a dire abbiamo fatto migliaia di controlli, abbiamo trovato migliaia di sanzioni e non dice naturalmente quali che sono le violazioni, è ridicolo, perché se mi dicono che hanno trovato un distributore che aveva 50-60 mila litri acquistati in nero, non ci piove. Ma se mi dicono che un distributore si è dimenticato di comunicare entro 8 giorni la conferma del prezzo all'osservatorio prezzi dei carburanti, siamo alla follia, perché praticamente quel gestore non ha fatto nulla di male, sì, ha violato una legge, ma è cretinata allo stato puro, e poi mi vanno fuori con i numeri. Diverso il gestore che mi espone un prezzo al pubblico di un tipo e poi all'interno dell'impianto mette prezzi diversi. Quindi parlo di quando il gestore lo fa volontariamente, non che magari quel giorno si è trovato un po' sotto pressione e si è dimenticato di aggiornarlo in tempo reale. È stato fortunato. Quindi lei dice i controlli vanno fatti a monte e non certo a valle. A proposito, Parin, questa è la settimana in cui ha fatto sorridere, discutere, ma soprattutto sorridere l'iniziativa di alcuni distributori di una rete, di Eni nella fattispecie, un'iniziativa di marketing, di mettere l'erogatore, il distributore, e quindi la voce parlante in dialetto, nel caso del Veneto in dialetto veneto. Anzi, chiederei alla regia di farci sentire insomma questa voce metallica che parla in veneto. Sentiamola. Scrivi il codice sulla tastiera e schiaccia il tasto verde per confermare. La prima reazione un po' per tutti è l'incredulità. Operazione in corso, abbi pazienza. Poi scatta la risata. Sta attento, tira fuori la carta, metti dentro altri skei o scegli la pompa. Altri skei, va. Caccia i sordi o schiappa la carta. Inserisci skei o carte? Quindi è stata fatta in Veneto, ma poi in tutti i dialetti italiani. In quest'estate tante aziende, tante compagnie stanno puntando sui dialetti, sostanzialmente è una nuova frontiera del marketing. Ci sarebbe da ridere, da sorridere, perlomeno se non ci fosse da piangere, Parin. Dal mio punto di vista è da piangere, perché è un'operazione di marketing. Non saprei come definirla. Ho scritto anche 2 righe, praticamente quando è caldo il cervello ha qualche problema un po' per tutti, probabilmente a Roma hanno più caldo da altre parti. Qui è insensata prima di tutto perché purtroppo il dialetto è sempre meno usato, soprattutto dai giovani, quindi sarebbe più interessante fare un corso di dialetto ai nostri ragazzi per ricordargli che abbiamo una tradizione da conservare, ma da questo a usare il dialetto in comunicazione, in istruzioni e tutto, ce ne passa. Io sono veneto, sono contento di essere veneto, mi piace parlare il dialetto e continuerò a parlarlo, ma questo tipo di operazione è semplicemente ridicola, perché alla fine al gestore non ne viene nulla a parte la risata di qualcuno, o qualche gestore mi ha anche detto che qualche cliente è rimasto anche perplesso perché magari non era tanto veneto il cliente ma era siciliano e non ha capito assolutamente nulla. Quindi, tra l'altro diciamo nel pieno della stagione turistica dove c'è una clientela molto variegata. E lei, Parin, ha messo però questo suo pensiero nero su bianco e ha scritto, non riesco a mostrarla adesso, ma ha scritto una lettera, mi scusi sono bellunese, lettera verta a Eni, quindi una lettera aperta a Eni. Ci vuole leggere qualche stralcio, ce l'ha sotto mano per caso?
perché Sì, è ce l'ho meravigliosa. sotto Mi legga qualche stralcio di questa lettera. Beh, allora il titolo è Eni strucca il bottone e dà lo scritto gestore. Poi leggo la prima frase che rende un po' bene l'idea. Stanno piccata del solito e da sempre si sa che il caldo non fa bene al cervello. E ora qualche donde Eni si a pensare che siccome la gente fa sempre casini sul self-service, sarebbe stato meglio anche il dialetto sulla voce della macchina magnaschei. Perché non tutti capiscono bene l'italiano e ora niente di meglio che far parlare la macchina in dialetto in tutte le regioni, anche se sarebbe stato meglio il dialetto di ogni provincia, quel di Beun non è proprio come quello di Venezia. Poi ne leggo un'altra, ma poi comunque la lettera voi l'avete e domani inviamo alla stampa, alla pubblica. Ma con tutti i casini che con benzina che costa più di un buon prosecco, quei gestori che sta più dentro qui schei e ciapano casini di parole della gente, sti qua de Eni non trova niente di meglio da fare che tira fuori il dialetto, a spendere anche a schei per farlo e per non farsi mancare niente, io organizza anche i giornali. Io ad avere qualche problema col cult. E poi naturalmente abbiamo concluso con un senso un po' così goliardico. E ora, visto che Eni non capisce l'italiano, quando i gestori domandano scheo in più al litro, io domando anche in dialetto, chissà che sia volta buona che arriva un scheo, magari anche a do. Ho il dubbio che avevamo sempre sbagliato a scrivere Eni sempre in italiano. Magari non mai capito una Madonna di quel che avevo scritto. Voi vedete che è colpa nostra se Eni non ha mai capito. E ora, cara Eni, che domando anche in dialetto, strucca il bottone e dai uno scheo ai tuoi gestori. Due paragrafi, prova. Questa mattina quando l'ho letta, Parin, veramente mi ha fatto ridere, ma in realtà appunto, come dicevo, c'è poco da ridere perché qui è a rischio un po' tutta la filiera. Ecco, le chiedo proprio un'ultimissima battuta, Parin. A questo punto manca anche un governo, comunque c'è un governo ma che si sta occupando dell'ordinaria amministrazione. Lei ai politici che adesso iniziano la campagna elettorale, alle forze politiche, che cosa si sente di dire? E cosa dovrebbe fare il governo che dal 26 settembre entrerà in carica? Diciamo che il governo precedente, Draghi, avrebbe dovuto contestualmente alla riduzione delle accise mettere sotto ferreo controllo il prezzo dei prodotti sul mercato internazionale. Poteva farlo con l'Europa. Quello che chiedo adesso è innanzitutto qualcosa a favore dei clienti, perché per il momento abbiamo la diminuzione delle accise è prorogata fino al 21 di agosto. Non so e non sappiamo se questo governo può intervenire a livello di decreto legge per una proroga magari fino a fine anno. Questo non lo sappiamo, quindi è auspicabile che lo possa fare. Al nuovo governo, chiunque sia, chiediamo di avere molta più attenzione per il settore petrolifero, che non è l'ultimo arrivato, che non è composto da una banda di delinquenti, evasori fiscali o altro, perché noi siamo controllati sui litri che vendiamo, sul prezzo che pratichiamo al pubblico, su tutte le varie cose che riguardano l'inquinamento siamo super controllati, quindi è ora di smetterla di vedere questo settore come il portatore di tutti i mali e quando vanno a fare i controlli sull'impianto che guardano se il gestore è stato un po' pirla, si è dimenticato di scrivere un numero che tanto è lì che non è possibile nasconderlo, o se ha fatto l'evasore. Nel primo caso gli diamo a mano che lo salutano e che gli faccio i complimenti. Nel suo caso, se è un evasore e se l'è cercata, va bene che intervenga pure con tutta la decisione possibile. Questo chiediamo, che abbia anche più attenzione verso i gestori, che magari dicano una parolina buona alle compagnie, per dare lo schei ai gestori. E qui torniamo alla sua lettera che invierete per l'appunto domani. Parin, grazie davvero, buon lavoro e buona domenica. Una cosa solo, se posso. Prego. Mi permette? Prego. Vorrei continuare a ribadire che su 100 euro spesi da un cliente su un distributore, al gestore quando va bene ne rimangono 2 lordi. Questo è il metro di misura che bisogna avere. Grazie e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie per questa precisazione, perché dà la dimensione di quello appunto di cui stiamo parlando.
Parto da Fantuzzi. Fantuzzi, ecco, che cosa ne pensa di questa letterina in dialetto del presidente Parin a Eni? Beh, sicuramente simpatica e tante volte col dialetto si riesce ad essere anche più incisivi rispetto che con la lingua italiana, quindi chissà che poi magari il messaggio arrivi più nitido, ecco, giù a Roma. Diciamo che sicuramente comunque il tema del caro carburanti è un tema che pesa tantissimo sulle famiglie, come quello comunque di tutta l'energia, e appunto, come diceva giustamente prima il signor Parin, ci sono delle cose da mettere in campo che dobbiamo riuscire a mettere in campo a salvaguardia appunto del reddito familiare e della possibilità poi anche delle imprese di poter continuare nel loro lavoro in maniera corretta. Però appunto è una materia generale che non comprende solo il carburante, ma comprende tutta l'energia. Comprende tutto. Tra l'altro le chiedo una battuta velocissima, parlando di caro energia, quanto sta incidendo per il comune di San Polo di Piave il caro energia? So che tutti i comuni hanno rifatto i conti, immagino anche il suo. Allora, io ho fatto un articolo proprio l'altro giorno che mi hanno chiesto nel complesso tra energia e lavori pubblici che hanno avuto un aumento dei costi. Noi a San Polo ci abbiamo rimesso tutto l'avanzo di amministrazione 2021, quindi circa 300.000 euro. 300.000 euro su un comune di quanti abitanti? Di 4.009. Di 4.009, quindi insomma parliamo, ecco, guardo Barato come ex sindaco, insomma parliamo di follie. La roba è un po' più grande forse, però siamo là come abitanti, quindi parliamo di una cifra molto considerevole per un comune. E Cappelletto, lei? Io partirei un inciso. Prego. Sono anche, la lettera di Parin, diciamo che ha anche valorizzato la nostra lingua, perché attenzione, la nostra è una lingua, non è un dialetto, e quindi diciamo che anche quell'iniziativa valorizza questa nostra tradizione, questa nostra cultura. Detto questo, poi ci possono essere sfaccettature diverse. Già sta strizzando l'occhio all'elettorato leghista, mi pare di capire. No, ma è la verità, scusatemi, sono andato a votare anch'io quando abbiamo chiesto l'autonomia, ho votato sì, cioè voglio dire, ci sono dei temi su cui troviamo unità. Detto questo, per il comune di San Biagio di Callalta l'incidenza, consideriamo 2021, solitamente spendevamo circa 300.000 euro di energia, nell'ultimo trimestre del 2021 si è innalzata di 100.000 euro, quindi siamo passati a 400.000, quest'anno la proiezione ci dà al 31/12 oltre 700.000 euro di bolletta di energia, quindi in questo caso anch'io posso dire tranquillamente che vuol dire un drenaggio di risorse che derivano dall'avanzo di amministrazione, l'avanzo che ci può essere, che solitamente poteva essere utilizzato per fare iniziative o opere pubbliche nei nostri territori, in questo caso ce lo stiamo drenando tutto per far fronte a queste bollette e anche, diciamocelo, per cercare di non aumentare quelli che sono i balzelli nei confronti dei cittadini, però siamo molto in difficoltà come amministrazione. Allora, voi avete lei sindaco adesso ha parlato di autonomia, la parolina magica, no? Continua a scorrere la nostra clessidra, diciamo così, 1736 giorni in attesa di un provvedimento che appunto di attuazione a quel referendum, a quella richiesta di popolo. Doveva essere il momento giusto, la ministra Gelmini aveva interloquito, si era confrontata con i governatori delle regioni del nord, la legge quadro sembrava essere pronta, si diceva entro la fine del 2022. E ora? Che si fa? Tra l'altro la Lega sembra intenzionata a far sottoscrivere ai partner, quindi a Forza Italia e Fratelli d'Italia, un impegno per portare avanti la partita autonomista. Baratto. Io credo che quella partita là bisogna portarla alla fine, anche perché, come diceva molto bene il sindaco, c'è stato un referendum che è stato bulgaro, perché questa è la verità, per cui
era arrivata a buon, credo che bisogna portare alla parte assolutamente finale, perché credo che quello che era stato richiesto dai cittadini e dagli amministratori, credo che sia giusto portarlo a buon fine. Volevo un attimo ritornare al discorso anch'io della questione energetica, perché credo che sia una questione assolutamente importante e una questione che bisognerà che chi andrà a governare questo paese lo prenda in maniera davvero visionaria e in maniera seria. Non si può sempre andare avanti coi soliti no su tutto, altrimenti arriveremo a queste situazioni, perché credo che altri paesi hanno come noi hanno delle situazioni per aver fatto dei processi molto importanti, oggi non hanno le stesse situazioni nostre. Purtroppo noi oggi ci troviamo per i soliti no che abbiamo sempre accettato e sopportato. Credo che dobbiamo trovarci in una situazione che è davvero impossibile da gestire. Abbiamo sentito i comuni, abbiamo sentito le varie aziende, le varie stanno dicendo imprese. A rischio c'è la tenuta sociale in autunno. Per quanto riguarda la questione del signor Parin, credo davvero che è una situazione importante, anche quella che un governo dovrà affrontare. Abbiamo visto il margine, che è una follia umana, perché il margine che ha un gestore... 2 euro lordi ogni 100 euro, ricordiamolo. Infatti vediamo che quanti distributori ormai non sono più gestiti da persone, e chi lo fanno per mandare avanti il proprio lavoro deve fare magari col cambio olio, col cambio pneumatici, o coi lavaggi. Bisogna dare dignità a questi lavori. Allora chi andrà a governare questo paese il prossimo turno, credo che sia importante che guardi la filiera, dalla testa, che è importante, perché credo che sia importante guardare i soldi a chi li ha e chi li prende, chi oggi fa speculazioni su questo. Cappelletto. Io sono incazzato perché ho votato un referendum. Mi aspettavo, come diceva lei, che con questo governo, visto che stavamo arrivando alla fine della legislatura, ci potesse essere l'autonomia, perché viene richiesta al Veneto, poi vedevamo che possiamo disquisire su tutte le materie o su alcune materie. Ancora una volta ci ritroviamo a dover dire che il prossimo dovrà decidere, quando qualcuno aveva... E se guardiamo anche l'aspetto proprio assurdo, che è stata la stessa Lega che ha deciso di interrompere questo percorso. Dobbiamo dirlo. Fantuzzi, la Lega dice faremo sottoscrivere ai nostri alleati in Veneto un patto per portare avanti l'autonomia. Qui il tema in realtà forse è un altro. Tutti i partiti a parole vogliono l'autonomia, poi questa autonomia non arriva. Quindi la domanda precisa è: voi firmerete questo patto se il commissario regionale della Lega Stefani arriverà dal coordinatore regionale Luca De Carlo di Fratelli d'Italia con questo patto in mano? Secondo lei cosa accadrà? Poi lo chiederemo anche a De Carlo, ovviamente. Certo, mi viene da dire semplicemente che già nel 2018 Fratelli d'Italia ha sottoscritto un patto per le autonomie regionali, quindi non penso che sia questo il tema e sia questo il problema. Mi viene da dire invece appunto che perché c'è stato tutto questo ritardo, nonostante comunque ci sia stata la possibilità di affrontare il tema, di poterlo anche disquisire in maniera approfondita. Probabilmente sì, a qualcuno non piace l'idea, a qualcuno non fa comodo. Anche sotto questo punto di vista un governo chiaro, un'indicazione di governo chiara può essere la svolta per poter dare anche al Veneto e anche alle altre regioni che lo hanno chiesto comunque un passo in avanti su questo tema concreto e definitivo. Cappelletto scuote la testa, perché Cappelletto? 10 secondi, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo visto che ci sono molte differenziazioni, e anche quando c'è stata la possibilità di un governo di centrodestra, ci sono stati governi di centrodestra, il tema era sempre presente e non sono riusciti a portarlo avanti. Per quello sono arrabbiato anch'io, perché visto che si stava già dicendo che c'erano le premesse per poter arrivare a dare delle autonomie alla Regione Veneto, perché stiamo parlando della Regione Veneto, anche in questo caso siamo qui a commentare che purtroppo
arriveremo a fine anno e non Poi tra l'altro alcuni mesi fa il Partito Democratico, mi ricordo, aveva presentato una sua controproposta. Il tema è sempre quello delle materie, del numero delle competenze. Fantuzzi. Se posso, prego. Troverei un po' non congruo, ecco, andare poi a definire che la fine del governo Draghi sia, tra virgolette, anche la responsabilità della mancata autonomia nel Veneto. Probabilmente magari anche arrivando a fine legislatura non si sarebbe arrivati, quindi questo è una cosa che non si può dire con certezza. Non si può dire, ma si può constatare la realtà che un governo è stato mandato a casa, si è deciso di mandarlo a casa e stava facendo gli interessi non dei partiti, ma stava facendo gli interessi di un paese reale che in questo momento sta soffrendo. Tutto qua. Questa è la mia constatazione. Il Parlamento aveva altre idee. Allora, questo è il problema. Torneremo sicuramente su questo perché, lo ripeto, sarà una lunghissima estate elettorale per tutti noi, ciascuno per il suo ruolo, però devo fare due domande proprio chirurgiche. Sindaco Cappelletto, la danno in pole position per una candidatura in Parlamento, lei si candida? Allora, ho letto anch'io queste notizie sui quotidiani. Io penso che c'è un partito, c'è il Partito Democratico che si sta preparando per poter proporre delle liste, delle candidature autorevoli. Penso che i nomi ce ne sono, ci sono persone autorevoli che possono essere collocate in quella che è una proposta per le prossime politiche. Lasciamo che le cose vadano fatte. Le anticipazioni dei giornali le leggiamo. E se il nome fosse il suo, lei non mi sono opposto in questo momento. Quindi nemmeno su eventuali dimissioni, quant'altro da sindaco? Guardi, no, io penso che in questo momento sto facendo il sindaco, manca ancora un anno per il mio ruolo da sindaco. Voglio essere sindaco, ho preso un impegno di questo tipo, quindi lo porterò avanti fino alla fine il mio ruolo di sindaco. Baratto, lei si ricandiderà? Cosa succederà? Insomma, sarebbe anche nella normale, nella fisiologia, insomma, una ricandidatura. Che Baratto si ricandidi o no non è un problema sicuramente, l'importante è Coraggio Italia, che col nostro presidente sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che stiamo preparando insieme una campagna elettorale per tutta l'Italia, e questo è importante, da nord a sud, perché con la sua visione ampia che vuole portare le sue esperienze a livello nazionale. Credo che questo sia assolutamente importante. Noi siamo pronti per fare questa battaglia elettorale, perché vogliamo portare davvero a questo paese grandi risorse e soprattutto grande tranquillità. Lei è perché pronto? Questo paese ne ha assolutamente problemi. Non sono pronto io, è pronto Coraggio Italia, e questo è fondamentale, e soprattutto è pronto a livello nazionale. Grazie per la franchezza. Fantuzzi, lei è un astro nascente di Fratelli d'Italia nella Marca trevigiana. Da questo punto di vista, se il partito le chiedesse di fare una scelta, a parte che nei comuni piccoli la carica è compatibile, fino a quanti? Fino a 20.000 abitanti. Fino ai 20.000 abitanti. In questo caso non ci sono le condizioni per chi è superiore ai 20.000 abitanti, perché avrebbe dovuto dare dimissioni 6 mesi prima. Esattamente, quindi nel suo caso Fantuzzi. Sto sondando un po' la disponibilità di tutti. Certo, mi viene da rispondere con una battuta, che quest'anno penso che la vendemmia sia anticipata, quindi io penso di avere altri impegni nel periodo tra fine agosto e settembre. Ma a parte le battute, diciamo che ci sono appunto le segreterie di partito che fanno il loro lavoro. Sicuramente Fratelli d'Italia ha delle persone valide da poter candidare nel territorio, che siano rappresentative del territorio, e quindi c'è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare per i cittadini e per il bene del paese. Poi la realtà, e chiudiamo davvero, è capire in questo momento chi è che decide, se la segreteria provinciale, se le segreterie regionali, se quelle nazionali, perché anche questo non è chiarissimo. Abbiamo fatto un giro d'orizzonte con tutti, insomma.
Diciamo, Importante che decidano per il paese, questo è fondamentale. Brugnaro, secondo lei, si candida a Roma, lascia Venezia? Ma credo che Luigi Brugnaro tenga alla sua Venezia in maniera e vuole portare la sua esperienza fuori dal comune di Venezia, a farlo conoscere in tutto il nostro paese. Perché la Brugnaro si dovrebbe fare una scelta eventualmente. No, ma credo che il nostro Presidente non abbia l'interesse personale, abbia l'interesse per il partito, per questo grande progetto che ha fatto da grande visionario. Grazie Raffaele Baratto, Coraggio Italia, grazie Alberto Cappelletto, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico in provincia di Treviso, sindaco di San Biagio di Callalta, grazie Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia, grazie davvero per questo bel dibattito. Direi che siamo veramente alle battute conclusive. Ritorniamo in diretta alle 19:30 con tutti gli aggiornamenti dal nord-est e da Treviso in particolare. Ringrazio dalla regia Tony Esposito e Alessandro Granziera. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buona domenica, c'è il meteo. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Tempo buono, la massa d'aria rovente che ristagna all'interno dell'anticiclone africano determina un clima bollente di giorno ma anche notti piuttosto calde. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 24 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato con tempo ancora stabile. Le perturbazioni atlantiche non riescono a scalfire l'alta pressione che staziona da giorni un po' su tutta Europa. Sulle zone montane consueta nuvolosità pomeridiana, non si escludono anche occasionali rovesci. Temperature minime comprese tra 17 e 26 gradi, massime invece tra i 33 e i 37 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi al pomeriggio qualche locale temporale. Temperature minime sui 24-27 gradi, massime intorno ai 35-36 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato con qualche addensamento, non si escludono poi locali acquazzoni, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.